Intervenire subito per ridurre il rischio idrogeologico in Veneto, l'appello dei consorzi di bonifica, incontro a Mestre per fare il punto sui lavori necessari dopo il disastro provocato dal maltempo dei giorni scorsi. Allarme rosso per fossi, canali, argini, occorre intervenire e subito. A lanciarlo l'Unione Veneta Bonifica nel corso di un affollato incontro a Mestre con l'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte e i presidenti di 10 consorzi di bonifica del Veneto. Appuntamento che cade nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione. L'occasione per fare il punto sull'emergenza idrogeologica in Veneto, sugli investimenti impegnati e sui lavori previsti per la riduzione dei rischi. Certe opere sono ancora in fase di completamento e quindi di pagamento, ad esempio le casse di espansione che in parte sono coperte proprio con questi fondi, non sono stati spesi ma impegnati. Dal canto loro i consorzi evidenziano carenze e lentezza negli interventi di messa in sicurezza di alvei e argini e puntano il dito contro l'urbanizzazione selvaggia. È evidente che dobbiamo approcciare in modo diverso con un sistema di urbanizzazione. 4.500 ettari negli ultimi 20 anni si sono consumati mediamente in Veneto, quindi è evidente che dobbiamo cambiare cultura, ma cultura significa anche pensare che si devono assolutamente trovare risposte e impianti. Noi abbiamo solamente iniziato un percorso di investimenti nel territorio, abbiamo investito più di quasi 400 milioni di euro in questi 2 anni. Importante ora è avere quelle risorse che lo Stato deve garantire a un territorio come il Veneto. Oggi pomeriggio a Palazzo Balbi, tavolo tecnico sui danni del maltempo nelle località balneari. La Regione impegnerà 2,3 milioni di euro per i primi interventi urgenti per affrontare con tranquillità la stagione turistica. A Roma intanto i senatori veneti Santini e Filippin hanno depositato un'interrogazione urgente al governo perché trovi risorse per i danni da maltempo in Veneto. Le piogge delle ultime settimane hanno compromesso gran parte delle coltivazioni, sembrano invece non aver subito danni almeno